Scatta l'allarme Covid nei centri estivi dell'altopiano dei 7 comuni, dove 6 operatori di 4 strutture di Asiago, Cesuna, Foggia e Roana sono risultati positivi al tampone. Le attività sono state immediatamente sospese. Lo conferma il servizio di igiene e sanità pubblica dell'ULSS 7 Pedemontana, che ha dato il via alle indagini epidemiologiche dopo il riscontro di 2 prime positività nella giornata di martedì. Erano stati infatti sottoposti a tampone tutti gli operatori dei 4 centri che avevano avuto rapporti fra di loro anche al di fuori del contesto lavorativo. A seguito degli ulteriori 4 casi positivi riscontrati, d'intesa con le amministrazioni comunali, l'azienda sanitaria ha confermato la chiusura per 10 giorni dei centri estivi coinvolti e procederà con la programmazione dei tamponi per tutti i bambini che li hanno frequentati negli ultimi giorni di attività. In tutto si tratta di circa 120 fra ragazzini e adolescenti. Dall'ULSS 7 fanno sapere che gli operatori positivi sono tutti giovani non vaccinati e attualmente sono in isolamento domiciliare con una sintomatologia leggera. Il DG Bramezza ricorda che già a giugno erano state organizzate delle sessioni di vaccinazione dedicate proprio agli operatori dei centri estivi e che sempre per questi ultimi all'inizio di luglio era stata eseguita un'attività di screening mediante tampone, coinvolgendo anche i comuni. Una volta di più, dice Bramezza, questi casi confermano l'importanza della vaccinazione e di mantenere le necessarie misure di distanziamento sociale.